introduzione riguardo questo che è stato il progetto Sapucca, quale è un progetto che ha dato un grande e forte segnale sul territorio, che ha significato l'interessamento della provincia di Caserta relativa alla tematica di confisca e di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Con oggi concludiamo l'azione A3 del progetto Sapucca, che ha visto protagonisti i giovani studenti della provincia di Caserta, di Catania e Pistoia, quali partner del progetto. Fanno sfruttare questi terreni con la produzione anche di prodotti, a parte la produzione del bilancio. Ricordo che a breve, nel mese di novembre 2012, si realizzerà la penultima fase del progetto Sapucca, caratterizzata dai seminari nei Balcani, ossia un grande elenco di presenti qua in Bulgaria, con la conferenza finale. Siamo ormai al termine di un percorso lungo, durato 2 anni e mezzo, tempo speso bene, perché credo che mai un progetto finanziato dalla Comunità Europea, per quanto ho avuto modo di riscontrare, abbia avuto una partecipazione, un consenso e soprattutto così fruttuoso nei risultati, come sappiamo. Io saluto il procuratore Gai che è con noi, i rappresentanti della provincia di Pistoia e di Catania, i rappresentanti di Tecla. Come sapete noi siamo favorevoli con noi, ci sono le associazioni Raperiana, Cepaca, c'è la Bulgaria, e quindi ringrazio i rappresentanti di tutte queste associazioni che hanno reso possibile con il loro impegno l'espletamento di questo progetto così articolato e ricco di esperienze, perché noi siamo partiti dai beni confiscati, siamo partiti da un'esperienza che questa provincia di Caserta ha saputo maturare negli anni, e diciamo che il punto, quello dei beni confiscati, è il punto vulnerabile della criminalità organizzata. In questi giorni voi siete stati anche in visita nei vari luoghi dove questi beni sono stati riorganizzati e messi poi anche a fruttare terreno. Saluto tutti e saluto in particolare i giovani presenti, perché credo che questo esperimento, chiamiamolo così, questa prima iniziativa, che una provincia così tormentata come quella di Caserta, è necessario che veda la partecipazione e quasi il passaggio di un testimone, voi che sarete poi quella che viene definita la classe dirigente, tutti i sensi, in qualunque livello. Questo è un punto conclusivo di un progetto appunto, di dimensione europea molto importante, in quanto ha messo in relazione tematiche importanti come la legalità, ma anche come la socialità, come il lavoro, declinate appunto nella dimensione e anche nel linguaggio delle giovani. Si parte un po' anche da quello che diceva adesso il vicepresidente della mia provincia sul discorso che noi abbiamo rispetto chiaramente a province come Caserta, ma anche altre del sud Italia, un numero sicuramente inferiore di beni confiscati. Addirittura nel mio comune non ce n'è neanche uno, quindi io potrei domandarmi a qualcuno di voi potrebbe domandarmi ma allora voi come partecipate a questo progetto?
Partecipiamo a questo progetto perché crediamo che la lotta per la legalità e contro la criminalità organizzata sia un dovere civico, sia un dovere di tutti e tutti dobbiamo impegnarci su questo versante, perché la lotta alla criminalità organizzata non la si sta a guardare, o si sta da una parte o si sta dall'altra.